facciano bocca a bocca. La faccio io, che la so fare bene. No, io la faccio meglio di te. Lo spazio dedicato alla musica, il nostro ospite oggi, Gabriella Di Luzio. Di corsa, Gabriella! Ciao! Tutta sportivissima, di corsa sei entrata. Certo, così bisogna essere sempre grintosi. Certo, Ciao. e tu vedi, grinta ne hai da vendere, eh? Sì, da napoletana. Da napoletana. Allora, abbiamo detto per lo spazio dedicato alla musica, però forse non è proprio del tutto esatto, perché tu Esatto. sei cantante, sì, Sì, ma sei non soprattutto attrice, io nasco attrice, anzi nasco a Napoli, che è la mia città, diciamo artisticamente nelle cantine, proprio quelle dell'avanguardia. Poi ho spaziato nei vari generi, dall'avanguardia alla prosa classica, al musical, non mi va di abbandonare delle parti di me, per cui forse è dispersivo, cioè perdersi nei tanti meandri dello Ecco, spettacolo. questa cosa che hai detto delle cantine d'avanguardia mi Sì, piace. ero studentessa, e allora di liceo, facevo i compiti e la sera molto attratta da queste cantine andavo lì a recitare Brecht, eccetera. Poi dopo, una volta iscritta a filosofia, ho potuto fare questo lavoro, diciamo, a tempo pieno. Una volta poi terminati gli studi mi sono trasferita a Roma con la mia classica valigetta di cartone come da manuale ed ho, diciamo, cominciato a lavorare a tempo pieno, appunto spaziando tra i vari generi dello spettacolo. Ecco, poi hai fatto anche cinema. Sì, ho fatto anche Oltre. cinema, ma vedi, il cinema è quello che rimane perché io 10 mesi all'anno sono sempre con le valigie dietro la porta a fare teatro e tournée. Cioè il teatro è proprio, Il diciamo, teatro è la il mio tua primo anima, il tuo amore, cuore. sì, esatto, quindi il cinema è quello che rimane poi. Magari forse adesso, che sono tanti anni che faccio sempre tournée, che sono sempre in giro, mi piacerebbe un attimino fare più cinema, più televisione, però il teatro è quello che ho fatto sempre, a tempo pienissimo. Ecco, che genere di storia, di film ti piacerebbe, se potessi scegliere? Dico se potessi perché gli attori non sempre Utinam, possono. magari. Beh, se potessi scegliere sempre una donna a forti tinte, drammatica, intensa, viscerale, forse come lo sono nella vita, madre, A donna proposito passionale. di madre, tu ci hai detto che sei sempre appunto con la valigia in mano Sì. perché rincorri Esatto. le varie tappe delle tue Esatto. tournée teatrali. Però sei mamma di una bambina di Sì, 2 anni, 3 anni? 3 anni. Di 3 anni. 3 Tu anni. sei Io sono riuscita? 3 persone, cioè io mi muovo con la bambinaia e la bambina, sempre. E quindi c'hai 3 valigie, la Sì. tua, quella della Sì, più piccolina sì, della esatto, bambina. Esatto, cercando di non far fare alla bimba dei ritmi molto, ecco, ai debutti non la porto, ecco, allora ai debutti la bambina rimane a Roma comunque con la ragazza, con le nonne, eccetera. E poi però quando posso, e quasi sempre, cerco di farla venire con me. Ecco, per esempio oggi, una giornata come questa, domenica, Sì. come trascorrerai come continuerai la tua giornata? Ah, ecco, quando vado Con a lei? casa sicuramente lei si sarà destata, avranno provveduto a darle la colazione, allora vestita di tutto punto la porterò al parco, la porterò in giro lì sulla Cassia dove abitiamo e di verde ce n'è tanto e poi sempre cercherò di farle prendere tanta aria, tanto sole, tanti giochi, Cosa vorresti per lei? Ti piacerebbe che seguisse un po' le tue orme? Non lo so perché la mia vita è stata molto difficile, cioè non è stato semplice, cioè scegliere da Amblè venendo poi da un contesto borghese, così di fare il lavoro che io faccio. Così diciamo come madre un po' reazionaria forse a dispetto poi delle mie lotte, vorrei di no. Però vedo che la bimba si mette al piano, suona, prende una nota e la fa identica con la voce, è un brutto segno. È un brutto segno. Sì. Gabriella, che farai? Quali sono i tuoi progetti di lavoro adesso? Dunque, intanto le mie serate e poi tra giugno e luglio farò un'estiva di prosa, i Menecmi di Plauto, produzione del Bellini di Napoli, Tato Russo, che è colui che ha riportato in auge il gloriosissimo già Teatro Bellini di Napoli, i Menecmi in cui sarò la protagonista femminile, Erozia, che è l'amante dei 2 Menecmi, questa donna fatale, regina di un lupanare dell'epoca. Un personaggio che ti senti, perché Beh, è un po' molto aggressiva, sì, un po'. sì, infatti. Beh, c'è anche un po', no? Beh, da Così dire nelle che tue- sulla scena sempre mi fanno fare queste donne fatali, queste femme fatali. Nella vita Beh. invece, guarda, ho tanta grinta ma sono una donna tranquillissima. Beh, però diciamo la tua immagine così tutta Sì. rossa, molto, no? Sì, certo. Così risvegli un tipo
Beh, immagine di donna sì, molto... certo, no? il famoso physique du rôle. Il physique du rôle per fare questi ruoli di donna passionale, molto Sì, aggressiva. infatti. E sono certa che proprio con la tua immagine risveglieremo gli istinti da galantuomo molto, che ama molto le donne, di Memory Migi, andiamo a trovarle. Guarda come è tutto felice, radioso. Ecco, lo Ciao, sapevo, buongiorno. Lo sapevo. Ciao. Lo sapevo. Isa, un omaggio a questa giovane Guarda, mamma. era scontata questa Scusa, cosa. giovane mamma, il mese delle rose, cosa vuoi Il di più? giorno della mamma poi. Certo, ecco. Grazie allora, Memo, e graditissimo. questo è anche un microfono. Grazie. Questo è un pianoforte, questo è un modesto questo è il pianista. maestro Memo maestro Remigi. si fa per dire. Allora facciamo una, Gabriella, sì. una Sì. piccola fantasia di Sì, canzone. napoletana. Benissimo. Tu cappiella che nastre che rose, stiva in mezzo a tre quattro chantose, e parlavo francese così. Fui l'autriera che t'ha già incontrata, fui l'autriera tu la d'agnorsi. Ha già voluto bene a te, non mi è voluto bene a me, ma non c'è mamma più, ma è vota tu, distrattamente pensa a me. Chi lo turza mio marito, non so più sopportare, la già cosa era vestita, ma già mettere a cantare, tutti pronti sto aspettando una scrittura per firmare, non appena cameranna, va che fuori di buttare. Ho scelto un nome eccentrico, Nini Tirabusciò. Oh, oh, addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Oh, perderai, Tirabusciò. Mo non so più concetta, ma sorridi cangi. Cianto saprò di letta, vita voglia di. Quando mi riputtaia e chi va può contare, a gente ma manaia, mazzetti in quantità. Chi mi piglia per francese, vuoi chi mi piglia per spagnola, ma son nato con te mola, mette la coppa a chi vogli. Chi mi piglia per francese, vuoi chi mi piglia per spagnola, ma son nato con te mola, mette la coppa a chi vogli. Oh caro Pepe, uè, che guarda fa, io quando vengo a te mi sente disturba. Oh caro Pepe, che guarda fa, io quando vengo a te mi sente disturba. Bravissima! Bravissima! Grazie, grazie. Grazie. Abbiamo proprio sentito il sapore, l'odore di Napoli. Di Napoli, con te. bene, questo di Pomodoro. Gabriele, come si chiama la tua bambina? La mia bambina Valentina Valentina. Merosa, se si è svegliata in questo momento la Noi bacio con salutiamo. affetto. Ciao, Bacino dalla Valentina. tua mamma. Grazie. Ciao Gabriella. Ciao a tutti, ciao. Gabriele Di Luzio. Grazie.